formazioni differenti, due forze uguali ma contrarie, oggi qui allo stadio Matranga di Castellammare, dove andranno in scena Castellammare Calcio e Unitas Sciacca per questa importantissima gara che apre la 20ª giornata del campionato di eccellenza. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Pipitone che mantiene botta, Pipitone apre per Di Matteo, ancora il numero 11, aspetta, poi vede Ba, tra le linee, Ba, è in aria, Ba! Praticamente ha salito lo capo, qua rischia invece lo Sciacca, arriva Malik Ba, Ba in aria, Ba, bloccato da Elesai, che esce a valanga e dice no. È pienissima la box dello Sciacca, infatti arriva lì, spunta Adamo che prova a girarsi, Caternicchia che ritorna dietro, Licata a spazio, pensa al traversone che arriva al centro e avanti lo Sciacca, l'idea di Licata e la rete di Tirone che trova l'1-0. Andare con le mani il numero 2 a cercare Malik Ba in aria, pallone che rimane buono, Ba! Spara un missile sopra Moser che infatti rimane a terra dolorante. Calcio di punizione. Frisella mette lo spiovente al centro, la Bosco! È arrivato il pareggio del Castellammare. Attenzione perché è tutto fermo, braccio alzato del signor Castrovinci. Fuori gioco di Lobosco, pallone che infatti arriva al centro, palla tocca ancora, tanta confusione, esce lo Sciacca alla fine e allora può andare lo Sciacca ancora con questa sgaloppata di Caternicchia che poi prova il destro ad andare verso l'area di rigore avversaria. Adesso il pallone arriva, Caronia vuoto, Adamo! Ha segnato Batman! Adamo porta il Castellammare sul pareggio, più veloce di tutti, sulla respinta, 1-1. E adesso Adamo, corre Adamo, scontro con il numero 17. Occhio, non l'abbiamo visto! Ma palla lontana, c'è stata la risposta da parte di Morleo, incredibile, dopo lo scontro con Adamo da un colpo a Tarantino, sembra abbastanza grave. Tarantino va in aria, tutti a vuoto, palla ancora lì, Adamo stavolta manca il colpo del 2-1. E qua a vuoto, lo Sciacca incredibile, può andare Frisella bloccato da Elesai, poi Frisella ancora, la ridà Elesai. Fischia il signor Castrovinci, Licata mette questo pallone al centro, dove è Tarantino a fare l'assist. L'errore qua di Tarantino è ancora più incredibile, però l'errore sotto porta da parte di Mangiaracina. Minuti di recupero che ci separano dalla fine. Pallone che arriva alle parti di Di Paola, traversa, rimane lì Di Paola, miracolo e poi ancora Sciacca all'ultimo, è arrivata la deviazione di Mangiaracina, 9-4, una parabola incredibile, velenosa di Elesai, il miracolo di Di Paola e poi Mangiaracina mette il punto e avanti lo Sciacca. Pallone che arriva al centro, Messina si sbraccia, palla ancora buono! La parte di Elesai! Miracoloso Elesai! Che mantiene punteggio! È rosso per Adamo, per il fallo netto su Federico, doppio giallo e Castellammare che chiude in 10, finisce qui al 101esimo, l'esultanza Brucculeri che si è portato tutta la panchina a festeggiare al centro del campo.